Paura nella serata di lunedì in un hotel di Valdagno. Una chiamata al 112 ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri dopo la segnalazione di un'aggressione all'interno della struttura ricettiva. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Requaro Terme insieme a una pattuglia del radiomobile. Un trentenne di origini brasiliane, noto alle forze dell'ordine, è entrato nella hall in forte stato di alterazione psicofisica, mettendo a soqquadro suppellettili e arredi e creando il panico tra clienti e personale. Il gestore ha tentato di calmarlo, ma è stato a sua volta aggredito e picchiato, riportando escoriazioni. I carabinieri sono riusciti a immobilizzare l'immigrato e a riportarlo alla calma. Dagli accertamenti è emerso che era già sottoposto ad ASP urbano con divieto di accesso alle strutture ricettive. È stato denunciato per violazione della misura, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.